Non è il primo incontro che faccio con dei presidenti incaricati, è stato un incontro al di là del cerimoniale e quindi i 3/4 d'ora si spiegano tutti. E il nostro segretario Salvini ha esposto fino in fondo le sue istanze. Dico da Veneto che ho rappresentato le istanze del territorio che oggi sono rappresentate da emergenze reali, che sono quelle della disoccupazione, che sono quelle delle nostre imprese gestite da degli autentici eroi, che sono i nostri imprenditori, che lavorano in un contesto di fiscalità dove la pressione fiscale è del 68,5% contro un 46% della media europea. E questi dati sono i dati che porta una regione che paga 21 miliardi di tasse a Roma e li lascia lì, quindi noi manteniamo l'apparato pubblico. Ovvio che oltre a questo ho chiesto anche a Matteo Renzi, quale presidente incaricato, di avere un'attenzione anche per quel che riguarda il dissesto idrogeologico. Noi siamo una regione in grado di cantierare molte opere, si finisca di stanziare soldi per regioni che poi inevitabilmente non utilizzeranno le risorse perché non sono efficienti. Si diano risorse a chi ha pronti i cantieri, noi ce li abbiamo. Ma ha capito i problemi dei veneti? Io non so dire che grado di dimensione ha nell'apprendere tutte queste istanze che presentiamo, dico semplicemente che noi abbiamo fatto dei passaggi formali, abbiamo presentato le istanze dei veneti e dopodiché se non verranno comprese fino in fondo nell'azione di governo ci faremo sentire come al solito.